col cuore si vince. Cagliari 2, Genoa 1, facciamo una grandissima partita e portiamo a casa 3 punti che sono semplicemente d'oro. E lo fa Claudio Ranieri che nel secondo tempo con i suoi cambi ribalta totalmente la partita. Lo facciamo con un Viola in stato di forma veramente straordinario che ci porta proprio in vantaggio con un sinistro magico. Abbiamo visto già in Coppa Italia Viola, ma l'abbiamo visto anche a Salerno, stato di forma straordinario e soprattutto leadership che si vede subito in campo, incita i compagni, combatte, ci crede sempre. Viola 1-0 per noi. Poi purtroppo c'è un errore di Goldaniga che non ha fatto una cattiva voglia difensiva, ma va a prendere un pallone che va preso con i piedi, si inchina a prendere un pallone di testa, la palla che si impenna e lì non si può lasciare, ragazzi, la mattonella Gudmundsson che ci punisce 1-1. Ma il Cagliari è vivo, è un Ranieri che inserisce anche Petagna. È un Petagna che sta bene fisicamente, l'abbiamo visto anche in Coppa Italia, e infatti proprio da Petagna, dei piedi di Petagna che entra, combatte, protegge palla e arriva il gol di Zappa. Petagna protegge palla, vede Zappa, tiro sul primo palo, 2-1 ed esplode letteralmente l'Unipol Domus perché sono i cambi di Ranieri. Però ragazzi, quello che mi fa piacere è che la sofferenza, abbiamo saputo soffrire, abbiamo messo in campo cuore e grinta. Nel finale soffriamo tantissimo, abbiamo anche le occasioni per fare il 3-1, Luvumbo, poi anche Azzi che tira sul primo palo quando forse poteva darlo in mezzo. Nel finale occasione clamorosa per il Genoa ed entra in partita anche Simone Scuffet. Diciamo 2-1, ma una partita, ragazzi, veramente di dove ci abbiamo messo cuore, ci abbiamo messo grinta, ci abbiamo messo determinazione. Sono 3 punti d'oro, 3 punti grazie anche all'esperienza di Claudio Ranieri che gestisce i cambi alla perfezione e la portiamo a casa, uno scontro diretto incredibile. Insomma ragazzi, posso dire che il campionato del Cagliari è iniziato con quella rimonta straordinaria contro il Frosinone. Stiamo recuperando giocatori importanti, Jankto su tutti, la Padula e Pavoletti oggi non sono entrati, ma tanto sicuramente contribuiranno a rendere questa squadra ancora più forte. Insomma ragazzi, il Cagliari c'è e l'ha dimostrato oggi con una grandissima vittoria. Il Cagliari di Claudio Ranieri è ancora pronto, è sempre pronto a stupire. Lasciate un like al video ragazzi, commentiamo insieme la parità del Cagliari, fatemi sapere cosa ne pensate, seguitemi e ricordatevi ragazzi sempre, forza Cagliari!